In aprile partiranno gli interventi per contrastare il fenomeno della diffusione di zanzare e del contagio umano dal virus West Nile, un piano operativo che è stato condiviso dai sindaci dei 98 comuni della provincia veronese assieme alla regione del Veneto e all'ULSS Nove Scaligera. Trattamenti antilarvali ed uticidi che proseguiranno per tutta la stagione estiva e che si concluderanno in ottobre. Un piano che avrà un costo per la regione di circa 500.000 euro. Abbiamo deciso diciamo così, di prendersi per tempo, perché quest'anno appunto è previsto comunque un'altra annata calda umida e quindi favorisce il proliferare appunto di queste zanzare, che sono poi le zanzare comuni. Il problema è che queste al loro interno portano questo virus e quindi si propaga con facilità, soprattutto se ci sono appunto dei nuclei ben corposi di zanzare. Quindi come amministratori abbiamo deciso di fare a tappeto dei trattamenti appunto mirati nei parchi, nelle caditoie, perché il trattamento che viene fatto quest'anno è sia sull'larvicide che sugli adulti, mentre lo scorso anno abbiamo dovuto rincorrere solamente l'adulto perché non siamo riusciti per tempo a prepararci. Punti critici sono più che altro i parchi, più che altro i ristagni di acqua dove appunto il proliferarsi delle larve così è abbastanza presente, e quindi nei trattamenti che poi facciamo nelle caditoie e nei parchi sono comunque importanti e massicci in modo da impedire, diciamo così, la diffusione maggiore di zanzare. Il nostro intervento è un intervento capillare, è un intervento di base, perché poi dobbiamo sensibilizzare anche i cittadini. I cittadini chiaramente nei loro giardini, nelle loro proprietà devono evitare i ristagni di acqua, devono evitare il più possibile l'erba alta, ma soprattutto anche proteggersi nei giorni più torridi dell'estate. È giusto anche fare delle protezioni personali. Quella della prevenzione è una macchina decisamente complessa da avviare. È una macchina sicuramente complessa che però fonda la sua attività su 3 pilastri fondamentali, che è la sorveglianza entomologica, quindi il controllo dei vettori che trasmettono il virus della malattia, una sorveglianza veterinaria, perché noi sappiamo che abbiamo degli ospiti come i cavalli ad esempio o gli uccelli selvatici che rappresentano un reservoir, un serbatoio importante del virus, e poi c'è tutta la sorveglianza clinica che riguarda l'aspetto delle patologie umane. Quindi è un insieme di professionisti che operano su vari livelli e si confrontano soprattutto con il territorio a individuare là dove ci sono le emergenze per poi intervenire soprattutto attraverso l'abbattimento della carica virale, quindi l'abbattimento dei vettori che trasmettono il virus.